Dopo l'allarme lanciato dalla mamma, si è attivata la macchina dei soccorsi. In pochi minuti la spiaggia Cap Ballarin è stata raggiunta dalla Guardia Costiera, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e 3 elicotteri che dal cielo controllavano il mare. Attivato subito dal prefetto un tavolo di crisi per la gestione dell'emergenza. Le ricerche si sono sviluppate sia lato mare, dove appunto poi è stato ritrovato il piccolo, sia lato terra, quindi le ricerche sono state sviluppate dai carabinieri, dalla polizia locale, anche su tutto l'arenile e le strutture ricettive interne, nella speranza di poterlo trovare. Non solo, ma lungo l'Arenile sono stati distribuiti dei volantini con la foto del piccolo nella disperata speranza di poterlo ritrovare, una speranza che si è spenta le prime ore del mattino, la tragedia tra il villaggio San Paolo e il camping Vela Blu nel tratto di spiaggia libera, ore di apprensione vissute anche in comune con il sindaco Roberta Nesto e l'assessore al turismo. Noi per parte nostra alla famiglia abbiamo dato tutto il sostegno come amministrazione che potevamo dare attraverso un supporto psicologico e attraverso un alloggio nella vicina struttura ricettiva e siamo molto vicini come amministrazione comunale tutta al cordoglio della famiglia. Nel camping della zona, i turisti, dopo la notizia del ritrovamento del piccolo Carlo, si sono chiusi in un silenzio colmo di dolore. Noi come mondo dei campeggi, dei villaggi di Cavallino Tre Porti siamo assolutamente vicini alla famiglia. Oggi le strutture, quelle proprio vicino all'area interessata, hanno sospeso tutte le attività musicali, di intrattenimento lungo l'arenile, proprio in segno di rispetto nei confronti della famiglia e del bambino. Lungo la strada troviamo un ragazzo, Tommaso, che conosce la famiglia del piccolo, ci racconta di Carlo. Fantastico, era veramente un amore di persona. Sapere che in questo momento non c'è più è una grande mancanza per tutti quanti, penso. Il dolore è grande, ci dice, e non ci sono parole per descriverlo.